Amici di Diretta Sport, benvenuti al Palacconi di Cagliari, Futsal Football Cagliari contro Fortitudo Pomezia. È la 12ª giornata del campionato di Serie B maschile di Futsal Girone E, la prima di ritorno, una sfida molto importante che vede di fronte la terza forza del campionato e la quarta, dunque sfida cruciale per stabilire le gerarchie nelle parti nobilissime della classifica. L'FFC di Diego Podda arriva da ben 10 risultati utili consecutivi. L'unica sconfitta di questa stagione è arrivata proprio nel match d'andata giocato a Pomezia lo scorso 6 ottobre, sconfitta per 2-0 in quella circostanza per la formazione rossoblu, che ha fatto un balzo in avanti molto importante dopo i successi su Active Network in un'altra partita che peraltro vi abbiamo raccontato in diretta su Diretta Sport, e poi nel primo turno del 2019 altra affermazione importantissima contro l'Atletico New Team, 3-9 il risultato finale con una tripletta dello scatenato Bruno Serpa. La partita perfetta, ha detto Diego Podda. Ora sono 2 i punti di distacco dalla prima forza del campionato, l'Italpol, e un solo punto separa i cagliaritani dalla seconda piazza in classifica, occupata proprio dall'Active Network. Pomezia che invece arriva da una sconfitta abbastanza bruciante, soprattutto per le modalità con cui è arrivata, 2-1 proprio all'ultimo secondo contro l'Italpol nell'ultimo turno. Polemiche peraltro a contorno di questa partita per una gomitata da parte di Ippoliti non ravvisata dagli arbitri. Rendimento esterno da migliorare per la formazione di mister Esposito, che ha perso 3 scontri diretti su 4 e che oggi dunque arriva a Cagliari per cercare di migliorare questo ruolino di marcia. La partita sta per avere inizio, verrà arbitrata dai signori Claudio Piana e Alessandro Botta di Biella. Al crono c'è Fabio Loni di Cagliari. Ultimi controlli, ultimi convenevoli prima del fischio d'inizio. Diretta Sport ancora al fianco del futsal con un altro big match in diretta sui nostri schermi. E inizia FFC contro Fortitudo Pomezia, ospiti in tenuta interamente verde, i padroni di casa con una inusuale maglia nera con pantaloncini bianchi. Il primo possesso di palla è per la Fortitudo Pomezia con Pascal che taglia il campo con questo suggerimento che arriva dall'altra parte per Poltrick, quindi ancora Pascal punta il suo avversario nell'1 contro 1. Si tratta di Barbarossa, attenzione a Piaz in contropiede, prova a proteggere il pallone, arriva la prima conclusione del match e attento l'estremo difensore della Fortitudo Pomezia a sbarrare la strada al tentativo in diagonale da parte dell'ex giocatore della Leo. Qui lo schema su calcio d'angolo, si coordina molto bene ancora Barbarossa, trova però soltanto l'esterno della rete. Partita vibrante fin dalle sue primissime battute. Si riprova la Fortitudo Pomezia, abbiamo detto quarta forza del campionato, 24 punti all'attivo per la squadra di mister Esposito. Ora c'è il fischio arbitrale a interrompere il gioco. 0-0 il punteggio, ovviamente è FFC che ha già avuto modo in 2 diverse circostanze di farsi vedere dalle parti dell'estremo difensore della Fortitudo Pomezia. Gli ospiti possono usufruire invece di questo calcio di punizione. 19:15 al termine del primo tempo, osserva in piedi proprio dietro il punto di battuta del calcio di punizione mister Diego Podda, tecnico del Futsal Football Cagliari. Costruisce ora la Fortitudo Pomezia, non riesce qui il dialogo tra Pascal e il compagno, il pallone facilmente intercettato da Alan, quindi Piaz. Ora è l'FFC a costruire con il capitano Serginio, arriva anche Barbarossa. Si cerca con calma un varco, la Fortitudo Pomezia è molto ben posizionata a protezione della propria porta. Il tentativo di battuta dalla distanza da parte di Serginio, si inizia da Piaz, quindi Alan. Serginio si propone, poi lo scatto in avanti da parte di Alan che va a occupare l'angolo sinistro, poi si alza per ricevere, nuovamente scambia con Serginio. 18:30, Barbarossa ancora l'FFC con questo possesso di palla davvero
molto prolungato. Serginho punta il suo avversario nell'1 contro 1, si trattava nella circostanza del numero 5 Mentasti, il pallone che però era terminato oltre la linea laterale ed è già stato rimesso in gioco dalla Fortitudo Pomezia, con Pascal deve indietreggiare sulla pressione abbastanza alta in questa circostanza da parte di Pippo Piaz, quindi ancora Mentasti, la pressione dell'FFC che si alza in maniera sempre più convinta e aggressiva. Alla fine i cagliaritani riescono a ottenere il recupero di palla con Alan, ora allarga per Piaz che si accentra, cercava ancora di dialogare con il compagno di squadra in maglia numero 17, manca però qualcosa in termini di precisione per concludere in maniera vincente questo dialogo. Allora Mentasti, 17,50, un lancio lunghissimo e soprattutto molto alto, tanto che il pallone va a impattare sul soffitto del Palacconi di Cagliari. Si gioca purtroppo anche oggi a porte chiuse, problemi di agibilità per l'impianto cagliaritano, FFC che dunque non può avvalersi del fattore campo, quantomeno in pieno. E dunque vedremo se questo aspetto inciderà in qualche modo in favore della Fortitudo Pomezia, che ora va a rimettere in gioco con Mentasti. Si propone Pascal dalla parte opposta e attento sulla linea di passaggio Piaz, c'è il retropassaggio verso il portiere. Eccolo Pascal in possesso del pallone, si abbassa per ricevere il compagno di squadra, si trattava di Maina, uno dei più temuti senz'altro nelle fila cagliaritane, prova ad andarsene qui Poltrick, sfortunato nel suo tentativo di dribbling, l'ultimo tocco con il ginocchio e il suo. Ci sarà la rimessa in gioco per la Fortitudo Pomezia, chiedo scusa, per l'FFC. Alan per Serginho, ancora lo scambio tra i due, 17-15, attenzione a Maina che ha recuperato il pallone, il contropiede per Poltrick, fa sedere il suo avversario, il pallone all'indietro, Pascal alza la testa, allarga, poi si propone Mentasti, eccolo il tocco in orizzontale, Pascal affrontato da Barbarossa nell'1 contro 1, si accentra, non trova lo spazio per uno scarico, si deve inventare qualcosa a questo punto Pascal, che poi rischiava anche di perdere un pallone abbastanza sanguinoso. Fortitudo Pomezia ancora in possesso, addirittura il tacco da parte di Maina per Mentasti lanciato sulla parallela. Qui l'ultimo tocco è proprio del giocatore ospite. Allora 16:40, l'FFC che lavora questo pallone che passa dei piedi il capitano Serginho, il taglio di Barbarossa, Piaz, Alan e ancora Barbarossa, contrasto regolare in questo caso con Mentasti, per terra Poltrick, Pascal con la conclusione potente con il destro, c'è stata la deviazione, si tratterà di corner da sinistra in favore della Fortitudo Pomezia. Inizio di gara tutt'altro che disprezzabile dal punto di vista del ritmo qui al Palacconi. Maina ha provato subito la deviazione con il piatto sinistro, qui un pizzico di imprecisione, si riparte da Leo Freddi, il pallone lungo con il destro, anche qui imprecisione per il portiere della Fortitudo Pomezia. Ha rimesso in gioco Alan che ha chiamato in causa il suo portiere Gianmarco Sezzu, gran protagonista nel corso della partita contro l'Active Network, e qui grave errore per Pippo Piaz, praticamente 1 contro 1 davanti a Leo Freddi, si mangia il gol del vantaggio dell'FFC. Dall'altra parte ancora una rimessa in gioco che viene assegnata ai padroni di casa con giocatore in maglia numero 21 Viglietta, che aveva provato ad andare via. Viglietta, uno dei due giocatori sul tabellino dei marcatori del match d'andata, l'altro fu proprio Maina. Vittoria 2-0 per la Fortitudo Pomezia, era la prima giornata di campionato e da allora, ripetiamo, l'FFC non ha mai più perso. Vedremo come andrà questo pomeriggio. Pascal in direzione del capitano in maglia numero 7, si tratta di Daniele Zullo, quindi ancora Mentasti con pazienza. La Fortitudo Pomezia, si fa vedere Viglietta dall'altra parte, libero da marcature, c'è il tentativo in diagonale a cercare Daniele Zullo che cercava di farsi vedere in qualche modo sul secondo palo, qui non riesce nell'anticipo Mentasti, Serginho addirittura con il petto non trova però Pippo Piaz che cercava pure lui
di impensierire in qualche modo Leo Freddi. L'FFC potrà comunque occupare ancora la sua metacampo offensiva, sarà Serginho a incaricarsi della battuta di questo corner, anzi si tratta di una semplice rimessa in gioco. All'indietro la battuta potente da parte di Alan, una situazione abbastanza collaudata questa per mister Diego Podda. Il tiro del giocatore brasiliano però termina alto sopra la traversa. 15-19 in questo primo tempo, 15-19 ovviamente da giocare, il punteggio ancora inchiodato sullo 0-0. Pregevole qui il tacco per innescare Pascal, cerca di metterci il piedone, ovviamente la deviazione da parte del giocatore che cercava di difendere nell'ultima circostanza, e dunque c'è il corner per la Fortitudo Pomezia. Il tocco ancora in direzione del capitano Zullo, attenzione al contropiede dell'FFC. Barbarossa non trova uno scarico, insiste però Alan, lavora il pallone, Viglietta molto attento, voleva anche la rimessa, non viene accontentato però dagli arbitri. Sostituzione per l'FFC ed ecco in campo Bruno Serpa con la maglia numero 10, abbiamo detto autentico mattatore dell'ultima sfida contro l'Atletico New Team. Alan, l'ultimo uomo, deve fare attenzione. Serginho, ora il pallone con la suola, poi lo offre in direzione di Barbarossa, cercava il taglio qui Bruno Serpa, non riesce la combinazione, tutto facile per Leo Freddi. Mentasti, ancora l'FFC ad aggredire, è abbastanza alto il team rivale. E ancora Fortitudo Pomezia che è costretta ad affidarsi a un lancio lungo che termina nel nulla. Questo è un primissimo tema tattico senz'altro della partita. Ora il lancio lungo da un portiere all'altro, nessun problema per Leo Freddi. Altro lancio lungo, stavolta con le mani, pallone ben addomesticato dal giocatore della Fortitudo Pomezia. Mentasti lascia lì il pallone in direzione del compagno, si tratta di Pascal che lavora con la suola, si accentra leggermente, quindi scarica verso il capitano Daniele Zullo. Ancora Pascal con pazienza, la Fortitudo Pomezia, quindi Viglietta in orizzontale. L'FFC davvero non concede facilmente dei varchi. Zullo prova a girarsi, attaccato in maniera feroce da parte di Bruno Serpa che per poco non riesce a recuperare anche il pallone. Leo Freddi, Fortitudo Pomezia che talvolta fatica a oltrepassare la metà campo, sempre in virtù di questo furioso a tratti pressing dell'FFC. Proteste da parte di Viglietta, la rimessa non è la sua secondo l'indicazione degli arbitri, quindi Alan. 13-45, Serginho alza la testa, punta Mentasti che però non si lascia sorprendere, vediamo se parte il contropiede della Fortitudo Pomezia, il tentativo di battuta, Mentasti torna sul pallone, aveva una buona idea in direzione di Zullo, non c'è un attimo di sosta, l'FFC prova a ripartire, Serpa reclama un fallo che però non viene ravvisato. Vediamo qual è l'indicazione, mentre c'è un altro cambio, stavolta nelle fila della Fortitudo Pomezia, un po' di riposo per Pascal, torna Maina che si incarica anche della rimessa in gioco. Mentasti servito con il pallone in orizzontale e ancora la pressione dell'FFC, vediamo come riesce a uscirne in questo caso la Fortitudo Pomezia. Termina per terra, Serginho reclama un fallo, arriva il fischio e il richiamo probabilmente è proprio per l'esperto giocatore della formazione padrona di casa, e infatti lì ci sarà semplicemente una rimessa in gioco per la Fortitudo Pomezia. Probabilmente gli arbitri hanno rimproverato Serginho per aver accentuato un po' troppo il contatto. C'è la battuta qui con la punta da parte di Bruno Serpa, il pallone ribattuto deve uscire da quella zona del campo. Viglietta decide di mettere la sfera fuori per evitare guai peggiori. FFC molto convinto e aggressivo in questo inizio di partita. Serginho, qui l'anticipo secco e parte il contropiede di Mentasti, il gol della Fortitudo Pomezia che passa in vantaggio, contropiede letale, beffato Setsu sul primo palo, il marcatore è William Viglietta, cambia il risultato. 12:59 sul cronometro, gli ospiti sono avanti e Viglietta ha colpito così come aveva fatto nel corso del match d'andata. Avevamo appena terminato di elogiare
Una buona partenza da parte dell'FFC, che non aveva prodotto forse delle occasioni clamorose, al di là probabilmente dell'1 contro 1 di Piaz, solo di fronte al portiere. A un certo punto tantissima pressione difensiva, soprattutto per gli uomini di Diego Podda, beffati però da questo bel contropiede capitalizzato al meglio da Viglietta. E allora vediamo qual è l'impatto psicologico anche dello svantaggio incassato dai padroni di casa. Qui un pallone perso in maniera anche abbastanza banale, alla persa che permette agli ospiti di farsi vedere nuovamente dalle parti di Gianmarco Sezu. 12:44, si attende soltanto la battuta della rimessa in gioco, il pallone che arriva all'indietro per Mentasti. Quindi Zullo lavora il pallone, cerca poi il dialogo, finisce per terra Serginho, cerca la giocata ancora da terra, l'ultimo tocco è stato in questo caso da parte di Maina. Qui difettoso il controllo da parte di Serpa, che poi cerca una soluzione sulla parallela. Alan era partito in ritardo. 12:23, pallone all'indietro, Zullo, Mentasti. Quindi Maina affrontato da Serginho, che va a esplorare altre soluzioni dalle parti di Zullo. Bene il tacco per Maina, ancora la Fortitudo Pomezia che sembra aver guadagnato certezze dal gol del vantaggio, come normale che sia. Zullo, Fortitudo Pomezia che era partita in maniera abbastanza titubante sul campo dell'Italpol prima di accelerare anche dal punto di vista del ritmo e di produrre una buonissima prestazione, che però non è valsa dei punti in classifica. Ben diversa la partenza quest'oggi al Palacconi con il gol del vantaggio siglato da Viglietta. La partita però è lunghissima, ma senz'altro la rete di Viglietta ha cambiato qualcosa anche in termini di inerzia mentale della partita. Interessanti ora gli sviluppi mentre Piaz va a recuperare il pallone, resiste anche alla carica, appoggia all'indietro per Serginho. Quindi l'FFC che si affida a Serpa, c'è anche con il numero 14 ora Rafael Kivitis. Piaz, Serpa, ancora Piaz chiamato in causa, scarica il destro potente ma fuori misura, pallone alto sopra la traversa. Leofreddi si limita a controllare con lo sguardo l'uscita del pallone. 11:33, ricordiamo che la Fortitudo Pomezia è passata in vantaggio poco fa con la rete realizzata da Viglietta. Leofreddi ora va a spiegarsi con un compagno, mentre Rafael è pronto a rimettere in gioco il pallone. Un'occhiata verso Serpa, poi si va da Sezu, Serginho, Serpa e poi lo scatto del brasiliano Piaz. 11:18, eccolo ancora Alan che avanza, palla al piede, il tocco verso Serginho, quindi Bruno Serpa, ancora Serginho, insiste l'FFC, sposta il pallone, Serginho prova a fare impazzire il suo marcatore, si trattava di Petrucci. Bella qui la risposta da parte di Leofreddi, tiro improvviso, a dire il vero abbastanza centrale, con il portiere della Fortitudo Pomezia che si è fatto trovare pronto. Serginho, ancora Alan, Poltrick, quindi rischia qualcosa qui la Fortitudo Pomezia e arriva la battuta con la punta da parte di Bruno Serpa, con l'esterno, anzi il numero 10 ha provato a indirizzare il pallone sul palo più lontano, sfera a lato e brivido per la Fortitudo Pomezia. L'FFC sembra essersi riorganizzato anche da un punto di vista mentale dopo il gol dello svantaggio. La squadra rossoblu che si è assestata, almeno questa è l'impressione. 10:36 la battuta dalla distanza, il pallone respinto, si resta sostanzialmente lì con Barbarossa che è pronto al ritorno sul parquet. Maina si coordina col mancino, il pallone però è abbondantemente fuori alla destra della porta difesa da Sezu. Eccolo qui Andrea Barbarossa, l'ex delfino tra le altre. Nel corso della sua carriera cercherà di dare manforte alla sua squadra anche in questa fase delicatissima del match. Piaz, Serginho, ancora Serginho dalla distanza, Serginho, che gol
pareggia il Futsal Football Cagliari con questa magia di Serginho Neofreddi, sorpreso, ma era un'autentica bomba quella scagliata dal giocatore verde oro dalla lunghissima distanza a regalare la parità al Futsal Football Cagliari. Bellissima partita, non ci stiamo assolutamente annoiando finora al Palacconi, due formazioni che stanno tenendo fede a quelli che erano i pronostici della vigilia. Sono la terza e la quarta forza rispettivamente del campionato, senz'altro non a caso, mentre Podda in serbo delle altre mosse per cercare magari di sfruttare un po' l'inerzia nel gol del pari. Infatti in campo in questa fase c'è anche Altenhofen con la maglia numero 12, Piaz, quindi Alan. 9:35, il pallone alzato per Barbarossa. Pascal aveva in ogni caso la situazione sotto controllo, si ripartirà dalle mani di Leofreddi. Lancio lungo con le mani, pallone che arriva dall'altra parte, viene lavorato da Petrucci. Viglietta, quindi ancora Pascal, Viglietta, Pascal supera Barbarossa, molto bene, ancora Pascal, offre il pallone all'indietro per Viglietta. Ottima azione in questo caso da parte del giocatore della Fortitudo Pomezia, che ha letteralmente seminato il panico, stava per offrire un assist al bacio per Viglietta. L'FFC ci ha messo una pezza, ma ora concede un'altra rimessa in gioco in zona offensiva per la Fortitudo Pomezia. 9:10 al termine di un bel primo tempo qui al Palacconi. Sistema il pallone sul punto di battuta, Viglietta, che ricordiamo ha portato in vantaggio la formazione ospite, battuta dalla distanza interessante per Petrucci, che però non sorprende Setsu. Siamo di nuovo dall'altra parte con il tiro da parte di Pascal che termina sull'esterno della rete. Chance per la formazione ospite per tornare in vantaggio a 8:55. Altenhofen, quindi Barbarossa, c'è Alan, il taglio di Altenhofen, si va dall'altra parte dove c'è Pippo Piaz, punta Petrucci nell'1 contro 1, attaccato anche da Pascal. C'è Alan, si gira Alan, offre in direzione di Setsu. Barbarossa in orizzontale, ancora Alan, stavolta la Fortitudo Pomezia ad alzare in maniera decisa la pressione. Bellissimo qui il lancio per Altenhofen, arriva a rimorchio Piaz. Qui ottimo sviluppo senz'altro della manovra per l'FFC. Vediamo come risponde la Fortitudo Pomezia, leggermente troppo lungo questo suggerimento in direzione di Petrucci e naufraga quella che poteva essere un'altra buona chance sul fronte opposto. 8:10. Altenhofen, Alan, si fa vedere Barbarossa, si smarca, eccolo, controllare la sfera, la scambia con Pippo Piaz. Altenhofen, ancora Alan, trovato Piaz, prova a puntare Mentasti, mette in mezzo il pallone che termina sull'esterno della rete. Era uscito forse prima del tentativo di Piaz. Andiamo a vedere qual è stata l'indicazione arbitrale mentre c'è un'interruzione della partita, un time out chiamato da mister Diego Podda. Anche noi ci andiamo a prendere qualche secondo di pausa. Sta per esaurirsi il time out chiesto da mister Diego Podda. 1-1 la situazione di punteggio al Palacconi di Cagliari tra FFC e Fortitudo Pomezia. 7:45
al termine delle ostilità per quanto riguarda la prima frazione di gioco. Ricordiamo che si tratta di un atteso big match che vede di fronte l'FFC terzo con 26 punti, un ruolino di marcia stagionale che parla di 8 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta, come detto accusata nel match d'andata proprio a Pomezia. 66 le reti realizzate dal team rossoblu, soltanto 23 quelle subite. Per la Fortitudo Pomezia ci sono invece 24 punti in cascina, 8 vittorie, nessun pareggio e 3 sconfitte, 56 reti realizzate, dunque 10 in meno rispetto ai cagliaritani, 28 invece le reti subite. Altenhofen cerca questo diagonale, pallone che termina a lato in maniera abbastanza abbondante. Allora ha trovato bene qui Zullo, che però non riesce, impegnandosi a mantenere in gioco il pallone. Alan va a recuperare la sfera, la posizione sul punto di battuta Barbarossa. Altenhofen 7-27, ancora Serginho, sua magia per permettere all'FFC di impattare un match che improvvisamente si era messo in salita dopo un buon avvio, quantomeno dal punto di vista del ritmo e dell'energia. Alan qui costretto a indietreggiare dalla pressione avversaria, qui un po' lezioso il tacco di Serginho, vediamo se ne approfitta la Fortitudo Pomezia con Pascal Meintasti. Alza la testa Zullo e quindi Maina, in qualche modo gli ospiti riescono a mantenere il possesso e cercano ancora la manovra, la botta improvvisa di Pascal, centrale, nessun problema per Setsu. 6,55 Barbarossa. Alan, altro cambio in vista per i cagliaritani, qui è produttiva la pressione di Pascal, si garantisce questa rimessa, verrà eseguita dalla metacampo difensiva. Zullo per Maina, alza la testa, lavora il pallone con la suola, aspetta lo scarico all'indietro. Zullo si fa vedere là davanti, non c'è una linea di passaggio pulita, però Maina resta lì. Attenzione a Meintasti che si gira, immediatamente prova la battuta, ancora Setsu a dire di no, mani aperte, intervento non particolarmente difficile in questo caso per il numero 1 rossoblu. Continua a premere la Fortitudo Pomezia col mancino a lunga distanza. Maina cava la staffilata, pallone respinto. Pascal posiziona il pallone, movimento di Meintasti, il tocco corto verso Zullo, allontana la pressione di Alan. Poi si cercava ancora il taglio di Zullo, per cui suggerimento impreciso. 6,16. Torna in panchina Barbarossa e c'è spazio per Gianmarco Saddi, eccolo qui in possesso per l'FFC. Serpa, Alan e ancora Bruno Serpa, si fa vedere Serginho. Stavolta la Fortitudo Pomezia ad alzare in maniera energica la pressione. Bello qui il pallone per Saddi, il controllo con il petto, prova a resistere alla carica, il recupero di palle regolare. Attenzione ancora al contropiede da parte della Fortitudo Pomezia con Zullo che però termina per terra, riesce in qualche modo a toccare per Meintasti. La rimessa sarà per l'FFC, non vuole sentir ragioni il direttore di gara, non tollera in questo caso le proteste del giocatore ospite. 5,44. Serginho con pazienza, con calma ricostruisce l'FFC, si fa vedere Serpa che riceve in questo istante. Serginho e ancora Bruno Serpa. Alan chiamato in causa, rientra e poi Serginho di prima cercava Saddi, pallone che termina oltre la linea laterale. Maina con il tacco, ancora l'invenzione per il taglio di Zullo. Non tollerato l'uso delle braccia, delle mani in particolare da parte del capitano della Fortitudo Pomezia, che a giudizio del direttore di gara ha spinto in maniera troppo energica Alan. Viene anche richiamato verbalmente il numero 7 quest'oggi in maglia verde. Ultimi 5 minuti del primo tempo. Braccia conserte per mister Esposito, attenzione al tentativo di Saddi che cercava il diagonale
per beffare Leo Freddi, un pizzico di sfortuna per Serpa, non riesce a controllare il pallone, permette la rimessa in gioco. Zona difensiva, la Fortitudo Pomezia, la finta di Pascal, prova a liberarsi di Serpa. Pallone sulla parallela a cercare Zullo, ci mette tanta vivacità quantomeno là davanti, tenere in apprensione i giocatori dell'FFC. Sadi chiede un fallo che non viene ravvisato. Zullo, quindi ancora il numero 7 dentro il pallone per Mentasti. Idea molto interessante qui per Zullo, non si completa per una questione di centimetri. C'è un altro time out in campo, stavolta chiamato da mister Esposito, time out che arriva a 4:42 dalla conclusione del primo tempo, con il risultato che è ancora sul 1-1 qui al Palacconi di Cagliari. J4 Sport si occupa della fornitura di abbigliamento e attrezzature sportive dei migliori marchi italiani ed esteri. Unico RA Pro di Cagliari, rivenditore gold del brand spagnolo Ioma, dei medicinali Sixtus, delle attrezzature Barrett e Schiavi, oltre che di tanti altri prestigiosi marchi. Sono tante le società sportive e gli atleti di tutti gli sport che si servono da J4 Sport e che continuano a seguire la nostra filosofia: vestirsi bene, comodi e a giusto prezzo. Torniamo in diretta, si è esaurito il time out chiesto da mister Esposito, le squadre tornano in campo, pronte per la ripresa del gioco. Ci sarà un corner in favore della Fortitudo Pomezia, tutto da Zullo, è pronto Petrucci che si fa vedere dall'altra parte, c'era però Mentasti, anzi chiedo scusa, Maina in questo caso, la battuta col sinistro al volo, il pallone fuori di poco. Buonissima chance qui per la Fortitudo Pomezia, 4:40 dal termine del primo tempo. Serpa, quindi Rafael, poi Serginho, ancora Rafael, rischia qualcosa sulla pressione di Petrucci. Serginho allarga, anticipato qui Rafael dal buon intervento di Petrucci. Arriva ora il pallone verso il numero 14 di casa, pronto a mettere in gioco il pallone. Alan, Serpa perde il contrasto con Mentasti, che ovviamente è l'ultimo a toccare, rimessa in gioco FFC con Serginho. Alan, Rafael, ancora Serginho, il capitano rossoblu per Alan, si fa vedere Serpa che poi si allarga, ancora Serginho, guarda la porta, Maina non concede spazi, va a ribattere la sua conclusione. Serginho, Alan, ancora Serginho, sposta il pallone, lo offre in direzione di Bruno Serpa, il pallone di ritorno, quindi ancora Alan, l'anticipo secco di Mentasti, fa valere il fisico, poi rischia di allungarsi troppo il pallone che è ancora in gioco. Maina prova a lavorarlo con la suola, tiene la posizione, poi scarica all'indietro Mentasti. 3:45 al termine del primo tempo, Fortitudo Pomezia ancora in possesso, Petrucci, quindi Mentasti attaccato da Alan, lascia il pallone per Petrucci, lo scambio qui un po' rischioso con Mentasti che in qualche modo riesce a metterci il piede, e la rimessa peraltro sarà proprio per la Fortitudo Pomezia. Lo schema sulla rimessa in gioco chiamato da Zullo in questo caso, ed era buonissimo schema, pallone alzato per Maina, altra conclusione al volo e ottimo intervento di Setsu in questa circostanza. Davvero grandi capacità di coordinazione in situazioni acrobatiche, tra virgolette, per Maina. Non è certo una scoperta di questo pomeriggio. 3 minuti e 28, insiste la Fortitudo Pomezia, altro corner, Zullo al volo, ci prova Maina, reclamano un fallo, i giocatori ospiti non ottengono udienza, c'è un fischio poi
Vediamo qual è la scelta. Gioco che viene fermato perché Maina nel contrasto precedente ha accusato qualche problema leggermente zoppicante, sembra in grado di proseguire il gioco e così Maina resta in campo. Esce invece Zullo per la Fortitudo Pomezia ed è tornato Pascal. 3:20. Serginho, Alan, Rafael all'indietro, poi trovato Serginho, punta Mentasti, molto bravo qui il numero 5 ospite. Pascal avanza il numero 25, cerca anche il doppio passo, arriva a sostegno Serpa. E anche con mestiere va a guadagnare la rimessa in gioco Rafael. Quindi Setsu, ancora Rafael, attenzione a Maina che ha intercettato il pallone, prova a spostarlo in qualche modo sul sinistro e favorisce così il ritorno da parte dei giocatori avversari. 2:45, FFC che può usufruire di questa rimessa in gioco. Serginho, Alan, Serpa, ancora Serpa che alza la testa, Serginho. 2:30. Rafael cercava di dialogare con Alan, il pallone arriva nuovamente in aria, poi Petrucci che scatena il contropiede della Fortitudo Pomezia. Pascal si accentra e prova a scaricare il destro, intercettato da Serginho e arriva la ripartenza anche per l'FFC. Si fa vedere Serginho dentro e poi il miracolo di Leo Freddi a salvare il risultato. Non è finita, siamo già dall'altra parte con Mentasti, il tocco di esterno, la battuta di Viglietta, si immola Alan, il pallone che termina fuori. Sprazzi anche di bel gioco, buonissima gestione del contropiede in precedenza per l'FFC. Leo Freddi ci ha messo una pezza con uno straordinario intervento. Poi Pomezia dall'altra parte pronto a far male. Barbarossa lancia Piaz che perde l'equilibrio, aveva qualche centimetro di vantaggio sul difensore, poteva portarsi ancora pericolosamente dalle parti di Leo Freddi. 1:56 ancora da giocare in questa prima frazione. Leo Freddi poco fa grande protagonista, non sono mancate senz'altro le occasioni da una parte e dall'altra. Mentasti di prima per Poltrick, quel pallone che si perde nel nulla. Mentre vi ricordiamo anche gli altri appuntamenti che arricchiscono il palinsesto di questo weekend su Directa Sport. Alcune dirette in contemporanea, pallamano di Serie A2 maschile con impegno interno della Raimond Sassari contro l'Estense di Ferrara, una partita che ci sta raccontando sempre in diretta il nostro Mauro Garau, mentre c'è l'errore qui in fase di costruzione della manovra da parte dell'FFC. Poi tanto altro sui nostri schermi. Alle 18 basket di Serie A2 femminile, Cus Cagliari contro Mattei Plast Bologna, mentre qui Barbarossa allarga un po' troppo l'alettone sul giocatore avversario, una gomitata che non sfugge al direttore di gara. Era Viglietta il giocatore colpito in precedenza. Mentasti, ora il pallone fuori. Ricordiamo tra le partite in palinsesto anche il calcio in particolare di Serie D, Girone G, quello che vede impegnate le formazioni sarde. Vi offriremo gli highlights a partire da domani del match tra Budoni e Monterosi. Intanto Altenhofen si gira benissimo, qui lascia partire il destro alto sopra la traversa, ma pregevole senz'altro il movimento da parte del numero 12. Siamo entrati nell'ultimo minuto del primo tempo, 54 secondi per l'esattezza alla metà di questa partita. Piaz fa soffiare il pallone da Viglietta, riparte dai piedi di Mentasti. Pascal si gira affrontato da Alan, ancora Alan, chiedo scusa, Pascal che
cercava qui il suggerimento di messa in gioco per Poltrick. Mentasti, la botta dalla distanza, l'ultimo a toccare è stato lui, chiede il corner, non lo ottiene, anzi si tratterà di corner per la Fortitudo Pomezia. I giocatori dell'FFC che si attardano nelle proteste, ora si può ripartire. Mentasti, controllano benissimo qui, rischia per un istante di lasciare spazio al contropiede di Pippo Piaz, giocatore di grande rapidità. Alan Altenhofen chiede e ottiene il pallone Barbarossa, quindi Alan, 20 secondi, vediamo se l'FFC riesce a imbastire un ultimo tentativo. Lo fa qui proprio con Altenhofen, che in spazi angusti riesce comunque a lasciare partire una conclusione respinta in qualche modo dalla Fortitudo Pomezia. Sempre insidiose le offensive della formazione guidata in panchina da Diego Podda. Per gli ultimi 12 secondi c'è Serginho che tenterà verosimilmente una conclusione dalla lunghissima distanza. Eccola qui, pallone altissimo però sopra la traversa della porta difesa da Leo Freddi. 10 secondi, stavolta la Fortitudo Pomezia che può cercare una rete sulla sirena. Viglietta, il taglio là davanti ignorato. Pascal deve stare attento a non perdere il pallone. Termina il tempo a disposizione degli ospiti, si va al riposo sul risultato di 1-1. Fortitudo Pomezia che ha aperto le marcature con Viglietta, abile a capitalizzare un contropiede ben orchestrato, e poi la magia di Serginho dalla distanza per garantire il pari al Futsal Football Cagliari. Le squadre vanno al riposo, come detto, un po' di pausa anche per noi, ci sentiremo più tardi per raccontarvi i secondi 20 minuti di questa partita. IT è una realtà tra le più versatili del panorama nazionale dell'ingegneria delle telecomunicazioni. L'azienda, sorta a Cagliari nel 2002, vanta uno staff tecnico di prim'ordine per la realizzazione diretta della rete di telecomunicazioni e di ogni tipo di progetto integrato multisettoriale. IT offre ogni tipo di soluzione e servizio nel campo del project management, realizzazione collaudo, assistenza e manutenzione. IT, esperienza trentennale al servizio della nostra vita digitale. Dalla cinquantennale esperienza di Commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperate a Decimomannu puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica, ma anche stufe a pellet, impiantistica e le migliori proposte di pavimenti radianti. Commerciale Pirroni esegue sopralluoghi gratuiti e preventivi personalizzati, anche in loco. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. J4 Sport si occupa della fornitura di abbigliamento e attrezzature sportive dei migliori marchi italiani ed esteri. Unico RA Pro di Cagliari, rivenditore gold del brand spagnolo Ioma, dei medicinali Sixtus, delle attrezzature Barrett e Schiavi, oltre che di tanti altri prestigiosi marchi. Sono tante le società sportive e gli atleti di tutti gli sport che si servono da J4 Sport e che continuano a seguire la nostra filosofia: vestirsi bene, comodi e al giusto prezzo. Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo tra FFC e Fortitudo Pomezia. Calcio d'inizio da ripetere, il risultato che ricordiamo è sull'1-1 dopo un primo tempo
assolutamente avvincente. Qui l'arbitro deve andare a spiegare qualcosa a Barbarossa e Piaz. Situazione che si risolve con un sorriso, speriamo che sia l'ultimo tentativo, quello buono. Dicevamo Viglietta e Serginho sul tabellino dei marcatori, big match che non ha assolutamente tradito le aspettative nei primi 20 minuti. Le squadre che cercano il successo pieno per andare sempre più all'inseguimento dell'Italpol, battistrada del girone in questo campionato di Serie B, girone E, primo match del girone di ritorno, ricordiamo. 12ª giornata, all'andata vinse la Fortitudo Pomezia per 2-0. Da allora l'FFC non ha mai più perso, 8 vittorie, 2 pareggi, 26 punti conquistati, sono 24 invece per la Fortitudo Pomezia. Attenzione ancora agli ospiti, Mentasti dalla distanza, poi il pallone ancora giocato da Poltrick che non riesce però a trovare il compagno, un po' indeciso in questo caso il numero 3 sulla soluzione da adottare. E allora Serginho Piaz trova dall'altra parte Alan sulla parallela Barbarossa, quindi ancora Alan, può distendersi un po' ora l'FFC. Piaz resiste al primo contrasto, anche al secondo, guadagna la rimessa in gioco. Sono passati 50 secondi dall'inizio del secondo tempo. Piaz sistema il pallone sul punto di battuta, arriva Barbarossa che ha mezza idea di calciare, poi scarica per Serginho, si accentra e prova la bomba con il destro, ribattuta, insiste l'FFC, ancora Serginho, stavolta alza per Piaz, rimette in mezzo sperando probabilmente nell'inserimento di Barbarossa. E allora Poltrick, poi Maina si gira bene, attenzione a Pascal, attende il pallone ancora Maina, servito in questo istante, quindi Mentasti, Poltrick, il pallone fuori, un altro errore per il giocatore in maglia numero 3. (18:42), Serginho mette in gioco, va a servire Alan, avanza palla al piede, il numero 17 Serginho, Barbarossa, quindi Piaz, Alan, il taglio di Barbarossa, riesce a ottenere il corner, è andato a contrastarlo in questo caso Maina. Battuta da sinistra in questo caso per i padroni di casa, Serginho per Barbarossa, pallone abbondantemente a lato, mentre si scalda Bruno Serpa per l'FFC. Tutto tace invece sulla panchina ospite, almeno fino a questo momento. Mentasti attaccato da Alan, Maina chiede a Pascal di avanzare, prova ad autolanciarsi il 25, il pallone termina oltre la linea laterale. Piaz, quindi Serginho, Alan controlla il pallone con la suola, all'indietro Barbarossa, quindi Piaz alza la testa e poi il tentativo di Barbarossa da dimenticare con il mancino, però addirittura rimessa laterale. Mentasti, ancora la pressione di Barbarossa, attenzione, Barbarossa che resiste poi anche fisicamente, quindi guadagna con astuzia questa rimessa in gioco facendo carambolare la sfera sui piedi di Pascal. Serginho, la battuta del capitano dell'FFC Alan, ancora Serginho, il taglio a tutta velocità centrale da parte di Alan non servito, insiste la squadra cagliaritana con Serginho. Piaz, Alan dall'altra parte, c'è ancora Serginho, prova ad accentrarsi dentro per Barbarossa e attento Pascal.
17-31 Barbarossa. Ancora Alan, l'anticipo di Maina, poi il ritorno di Alan che evita guai peggiori, non permette al numero 9 in maglia verde di involarsi verso la porta difesa da Setsu. Sarà soltanto una messa in gioco, peraltro da zona difensiva per la Fortitudo Pomezia. Potric, quindi Mentasti e poi Pascal. Maina, Potric, attaccato da Alan, cerca di alzare il pallone e di trovare Mentasti. Pascal, Maina, sgancia in pressione Serginho. Potric, dove non ci sono maglie verdi, anche se poi arriva di gran carriera Mentasti, senza riuscire però a raggiungere la sfera. Serginho di prima cerca l'invenzione, respinge Fortitudo Pomezia. Serginho ancora dalla distanza, arriva il gol del vantaggio dell'FFC. Pippo Piaz con la deviazione sotto misura. Leo Freddi sfortunato, qui è lui a spedire il pallone dentro la porta. Tornano in vantaggio i padroni di casa con la marcatura, immaginiamo in ogni caso, da attribuire a Filippo Piaz. Cambia ancora il risultato. Allora FFC avanti qui al Palacconi e deve rincorrere per la prima volta nella partita Fortitudo Pomezia. Rimonta e sorpasso invece per la formazione di Diego Podda, che insiste ora con Barbarossa. Quindi Serginho, Maina a difendere la propria porta, avanza Piaz, galvanizzato dal gol realizzato pochi istanti fa, va a guadagnarsi questo buon calcio di punizione. Fuori Pascal, corre i ripari mister Esposito che cerca soluzioni. Dovrebbe essere tornato Viglietta. Esce anche Potric in campo, c'è nuovamente Daniele Zullo. Nuovo assetto per la Fortitudo Pomezia. 16:15 da giocare nella ripresa. 2-1 per l'FFC. Oltre a Serginho anche Pippo Piaz sul tabellino dei marcatori. Calcio di punizione. Qui andrà a incaricarsi proprio Serginho. Lunga rincorsa per lui. La battuta di Serginho. Il pallone termina non distante dal palo alla destra della porta difesa da Leo Freddi. Brivido per la Fortitudo Pomezia. Mentasti, Viglietta e Maina. Ancora Mentasti, cerca di dialogare con Maina, ha tirato in una gabbia di maglie nere. Zullo perde il controllo del pallone. FFC che riparte da Setsu, lungo, nulla però, c'è Leo Freddi. 15:50. Zullo, il capitano, cerca soluzioni, fa carambolare il pallone sui piedi di Alan, ottiene questa rimessa. Fuori Piaz e torna Rafael per l'FFC. Maina. Non è semplice per la Fortitudo Pomezia trovare spazi, avanzare e talvolta anche superare la metà campo. Molto determinato ancora l'FFC nella sua pressione. Mentasti, Zullo e quindi Maina. Avanza a piccoli passi il numero 9, Mentasti. Doppio passo per retropassaggio, ancora Mentasti, Zullo osserva il movimento di Viglietta. Attenzione perché Pomezia rischia di esporsi ancora al contropiede dell'FFC. Alan Serginho cercava dentro Bruno Serpa sul secondo palo, pronto alla deviazione del 3-1. Ha messo una pezza però Fortitudo Pomezia, che ora deve nuovamente difendersi. Serginho, Alan, 14:50, ancora Alan, cede in direzione di Rafael, attaccato da Mentasti. Setsu lungo, senza badare tanto allo stile. Mentre va a prendersi qualche minuto di riposo, Maina
torna Pascal per la Fortitudo Pomezia. Eccolo Pascal, Zullo, poi ancora Pascal, si propone Viglietta, riceve in questo momento sulle sue tracce c'è Serpa, il pallone lungo di prima intenzione dove c'è solamente Gianmarco Setsu. Deve affrettarsi nel rimettere in gioco il pallone Serginho, attenzione perché Rafael rischiava di andare un po' in difficoltà sulla pressione di Zullo. Fortitudo Pomezia che ora costruisce. Pascal indietreggia, sposta il pallone verso il centro, Viglietta, ancora Pascal, anche stavolta gli spazi sono angusti, rischia di trovare un buon varco, però stavolta Zullo, bellissima finta con il corpo, finisce giù. Scelta arbitrale corretta a mio modo di vedere in questo caso, con Zullo che era riuscito a sbilanciare il suo avversario, si è aiutato leggermente con le braccia, è terminato giù. Zullo ha fatto notare, diciamo, questo contrasto all'arbitro, è arrivata la concessione del calcio di punizione. 14:04 e buona chance allora su palla inattiva per la Fortitudo Pomezia. Vedremo come i ragazzi di Mister Esposito andranno a sfruttare ovviamente c'è Maina, principale indiziato a calciare, anche se poi si sposta leggermente. C'è pure Viglietta, barriera a due uomini per Setsu. Zullo, la battuta in porta, respinge proprio Setsu con ottimo posizionamento in questa circostanza. Maina, Pascal rischia di perdere il pallone sulla pressione di Serginho, resiste alla carica, forse anche spinto. Viglietta, ancora Pascal, intercetta con grande spirito di sacrificio Pippo Piaz. Anche Alan si alza dalla panchina per aiutare i compagni in questo momento importante della gara, con la Fortitudo Pomezia che cercherà senz'altro un assalto per rimettere le cose a posto e uscire dal Palacconi di Cagliari quantomeno con un punto. Piaz, il movimento di Rafael, Piaz alza il pallone per Serginho, pressoché impossibile per lui mantenere in campo questo pallone che esce. Riparte l'FFC, ora Bruno Serpa in avanti, attenzione perché c'è spazio, almeno inizialmente, per Rafael, il pallone che gli viene sradicato dai piedi da Zullo, molto bene per Maina e grande intervento di Setsu. Che chance per il pari nella Fortitudo Pomezia a questo punto, con Maina che ha trovato sulla propria strada un ottimo Setsu. C'è però ancora una possibilità qui, Pascal al volo con Setsu che si oppone ancora. Buoni riflessi per lui in questo caso, il pallone rischiava di terminargli praticamente in mezzo alle gambe. Leo Freddi, Viglietta, buona reazione nervosa in questa fase della Fortitudo Pomezia. Qui intervento duro da parte di Viglietta,
inevitabile la sanzione disciplinare ai danni del giocatore ospite, che non protesta assolutamente. L'irregolarità era lampante in questo caso, mentre torna Alan, esce Rafael per l'FFC. 12:28 al termine, partita ancora apertissima, 12ª giornata del campionato di Serie B, girone E, di fronte due delle migliori squadre in assoluto del torneo. Piaz, Alan di tacco, Serginho chiede scusa per aver alzato leggermente il braccio sul volto di Maina. Tutto ok fra i due, il gioco che è già ripreso. Alan per Serpa, si accentra Serpa, prova a lasciar partire un destro qui tutt'altro che preciso. Maina, Mentasti, pallone intercettato dall'FFC. Serpa, quindi Barbarossa cerca di andarsene. Barbarossa prova a mettere in mezzo, il pallone deviato, corner per l'FFC che ora tiene lontani i guai. Sarà Serginho a battere. Alan si sposta, si va da Barbarossa, mette giù il pallone, cerca la conclusione sull'esterno della rete. Leofredi vuole subito una soluzione rapida, lo scarico dietro. Zullo preso in controtempo qui. Pascal, troppa fretta per la Fortitudo Pomezia, che vede tramontare così questo possesso offensivo sul nascere. Fuori Maina, Potric torna tra i protagonisti sul parquet. Intervento di testa da parte di Mentasti che fa valere i centimetri. Serginho, Alan, Barbarossa e quindi ancora Alan. Molto bene qui per Barbarossa, il ritorno prodigioso di Pascal a scongiurare il peggio nella verticalizzazione in questo caso, mentre Zullo non riesce a tenere il pallone in campo. 11:30. Barbarossa, Alan subito in avanti, trovato Serpa, prezioso riferimento ora là davanti. Serginho voleva il pallone in diagonale sul secondo palo, ancora per Barbarossa. L'intenzione era chiarissima in questo caso. Attenzione a Barbarossa, alto sopra la traversa con la punta, il numero 9, esperto giocatore mister Diego Podda. Potric taglia il campo efficacemente in direzione di Pascal, arriva Mentasti, il controllo con la suola, il tentativo con il destro, pallone leggermente deviato, corner per la Fortitudo Pomezia. 11:06. Potric ha dato indicazioni sullo schema da eseguire ai compagni. Zullo di prima, Pascal a lato, esce male dal piede la conclusione di Pascal, allargato troppo il piatto. C'è Petrucci, se non erro, per la prima volta in questo secondo tempo, mentre Leofreddi lascia uscire il pallone. Potric, pallone che scorre, arriva dalle parti di Petrucci, dall'altra parte Mentasti, fa tanto movimento là davanti Zullo, eccolo ricevere il pallone, attaccato in maniera regolare da Barbarossa. Zullo che guarda in cagnesco il direttore di gara, lamentava una spinta giudicata però non fallosa. (10:43). Alan, Barbarossa, Serginho e Zullo come suo solito va a disturbare, favorisce qui il recupero di palla di Mentasti. Voleva l'inserimento di Petrucci, Mentasti che poteva anche pensare alla conclusione, aveva la visuale pressoché libera verso la porta difesa da Setsu. Buono qui lo spunto da parte di Zullo, deve trovare uno scarico. Ora c'è Mentasti, c'è Petrucci, mantiene in campo il pallone. Mentasti insiste, la Fortitudo Pomezia. 10:15, ancora Potric per il capitano. Zullo si cerca di dialogare in quella zona del campo, l'ultimo tocco è di Serginho. Qualche protesta per il giocatore
brasiliano ormai praticamente sardo d'adozione. Petrucci sposta il pallone sul mancino, poteva essere interessante la sua conclusione, smorzata però sul nascere. Potric insiste nella Fortitudo Pomezia. 10:05, siamo alla metà esatta del secondo tempo. Potric, quindi Zullo, Petrucci, ancora Petrucci, Potric di prima, Altenhofen con la deviazione provvidenziale. Corner per la Fortitudo Pomezia, soffre l'FFC, momento di massimo sforzo offensivo per la squadra di mister Esposito. In linea di passaggio sporcata, ci sarà comunque la rimessa per Zullo. Il tocco corto, Serginho che tocca con il petto, poi fa buona guardia Potric. Sta per tornare Piaz. 9:47. Alla battuta c'è Alan. Serginho. Alan, ancora Serginho, subito da Altenhofen, lascia sui piedi di Serginho che però incespica. Allora Mentasti, Petrucci col mancino preziosissimo, nuovamente Altenhofen in chiusura. Ci sarà pallone ancora per la Fortitudo Pomezia. Questo calcio d'angolo, Zullo alza, Petrucci si coordina e si immola. Alan gli dice di no. (9:30) con Zullo che torna sul pallone stavolta per eseguire una rimessa in gioco dal lato. Petrucci col diagonale respinto da Setsu, non è finita. Potric fermato da Serginho, poi probabilmente spinge il giocatore ospite e infatti arriva il calcio di punizione per l'FFC. Alan messo un po' in difficoltà qui, Serginho deve allontanare sperando in Altenhofen che impensieriva comunque in qualche modo Zullo. Torna Maina per la Fortitudo Pomezia. Petrucci, eccolo qui il numero 9 che lancia subito Viglietta, troppo lungo però il pallone, anche se Viglietta gradisce comunque l'idea del compagno. Alan, intervento arbitrale da rifare, tutto da rifare meglio con Setsu. Stavolta si affida al lancio lunghissimo con le mani. Serpa dice ok, ma due non si erano capiti quantomeno dal punto di vista della tempistica del suggerimento. Maina, vanno in tre addirittura a un certo punto, su di lui perde il pallone Serginho, il doppio passo, non abbocca Mentasti. Buona posizione difensiva per lui, concede soltanto questa rimessa. Serpa ancora preso in controtempo, non riesce a mantenere tra i piedi il pallone. Viglietta, Leo Freddi, lungo, Maina provava ad arrivarci, Viglietta non è finita, intercetta Serginho. 8:40, Serpa, c'è però Viglietta, Maina, ci sono spazi ora per la Fortitudo Pomezia, ma poi arriva il buon rientro difensivo da parte dell'FFC. Petrucci, attende Serpa, Mentasti, rischia qui la Fortitudo Pomezia. Attenzione al contropiede di Alan, fermato al momento della conclusione. C'è il calcio di punizione. L'arbitro si è preso qualche secondo per valutare e immagino per ripercorrere mentalmente quanto era successo, ha esitato e poi ha deciso di concedere questo calcio di punizione per l'FFC. Proteste abbastanza convinte da parte dei giocatori della Fortitudo Pomezia che sostenevano la bontà di un intervento in scivolata da parte del giocatore. Maglia verde, proteste che continuano al tavolo. Petrucci tra i giocatori che protestano in maniera più vibrante
Allora Altenhofen, Serginho, vedremo chi andrà a calciare. 8:17, l'FFC è avanti per 2-1. Match winner finora Pippo Piaz. La gara è ancora lunga, arriva il fischio, va Serginho alto. Si ripartirà da Leo Freddi, fuori Altenhofen che si è fatto apprezzare le sue apparizioni in partita. Ecco nuovamente Piaz, Mentasti, Petrucci, Maina. All'indietro il pallone, Mentasti, Viglietta, vuole Maina, pallone troppo lungo, lascia scorrere Serginho. 8 minuti 2 secondi al termine della partita. Fortitudo Pomezia che vuole assolutamente evitare la quarta sconfitta stagionale. Si tratterebbe peraltro della quarta sconfitta all'interno di scontri diretti in questo campionato. Alan, Serginho, la prestazione per buonissima parte di questa gara non è di certo mancata per la Fortitudo Pomezia. Mancata un po' di precisione in alcune circostanze. Petrucci prova a rientrare, arrembante in pressione Pippo Piaz, concede soltanto la rimessa in gioco. Petrucci posiziona ora il pallone all'indietro, Mentasti, Petrucci controlla male, allora Piaz sulla pressione di Viglietta, Setsu lunghissimo verso Alan, però tagliava dalla parte opposta, niente di fatto. 7:31, Petrucci, pallone di ritorno verso Mentasti, Viglietta si abbassa per ricevere, viene subito attaccato da Serginho. Attenzione a Barbarossa, c'è il fallo qui subito dal giocatore della Fortitudo Pomezia. Questa volta è l'FFC a protestare, anche se Mister Podda accetta di buon grado questa scelta arbitrale. Il giocatore della Fortitudo Pomezia, lo vedete dalle immagini della camera guidata dal nostro Mattia Azzeni, resta a terra abbastanza dolorante. Si tratta di Viglietta, colpito sulla fronte se non vediamo male, forse sul naso, difficile valutare. Sembra comunque assolutamente in grado di restare in campo. Nessun cambio, o meglio c'è un cambio ma non riguarda, diciamo, questo infortunio, perché Petrucci lascia il posto a Pascal per la Fortitudo Pomezia. 7:21. 4 i falli cumulativi per la squadra ospite, 2 per i padroni di casa a questo punto del match. Pascal, Mentasti, ancora Pascal, va davanti per Maina, scarica all'indietro, Viglietta, Mentasti, insiste Maina, Viglietta, Fortitudo Pomezia che prova a cingere d'assedio l'FFC. Buon intervento di Serginho, ottimo anche quello da parte di Barbarossa, che però non riesce a mantenere in campo il pallone nonostante il notevole sforzo prodotto nella circostanza. Deve lasciare uno scarpino Pippo Piaz. 6:54, fuori Serpa, torna Alan per il Futsal Football Cagliari. Viglietta in verticale, Maina fa valere il fisico, chiama in causa Pascal, prova a puntare Barbarossa, il diagonale insidioso, non ci sono però deviazioni da parte dei giocatori in maglia verde. Sfera che è uscita, che sarà a disposizione di Setsu, mentre l'arbitro ha fischiato in precedenza per sollecitare le operazioni di ripresa del gioco. Maina, Viglietta si gira, attaccato Maina, sulle sue tracce c'era Piaz, Mentasti, ancora Maina, perde il pallone Pascal, FFC che ci riprova, Barbarossa. Sembrano inesauribili i giocatori oggi in maglia nera, tanto dinamismo, qui difetta di precisione nel controllo Barbarossa, è stato sostanzialmente liberato da questo pallone in diagonale di Serginho. Qui Alan chiede troppo al compagno di squadra, un po'
assolutamente arrivarci Serginho. 5:59 il termine della partita. Pascal, Potric, ancora Pascal, Maina si sposta e riceve il pallone, offre in direzione di Mentasti. Potric taglia il campo trovando Pascal, pronto Mentasti per il blocco, arriva Serginho, ancora molto attento a non concedere spazi. 5:42 Maina, ora arriva Piaz in pressione sul numero 9. Mentasti prova a puntare Barbarossa, Barbarossa che non si lascia superare, con grande accortezza tattica, un grande spirito di sacrificio, senza sbavature difensive. Finora l'FFC sta difendendo il vantaggio per 2-1. La Fortitudo Pomezia, Leo Freddi lunghissimo, Maina provava ad allungare il piedone anche in questo caso. C'è il time out in campo, lo ha chiesto mister Diego Podda. 5:19 la conclusione, FFC avanti per 2-1, pausa anche per noi. Dalla cinquantennale esperienza di commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperate a Decimo Mannu puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica, ma anche stufe a pellet, impiantistica e le migliori proposte di pavimenti radianti. Commerciale Pirroni esegue sopralluoghi gratuiti e preventivi personalizzati, anche in loco. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. Si torna a giocare al Palacconi di Cagliari, ultimi 5 minuti e 19 secondi di questa appassionante sfida valida per la 12ª giornata, la prima di ritorno del campionato di Serie B maschile di futsal. A battere la rimessa in gioco è stato in precedenza Andrea Barbarossa per l'FFC, Potric per Fortitudo Pomezia. Azzullo finisce giù, resiste alla carica, si gira molto bene, attenzione allo scarico per Maina, rientra in maniera interessante, pronto a calciare col sinistro. Intervento provvidenziale qui per impedire la conclusione da parte dell'esperto giocatore in maglia numero 9. Insiste la Fortitudo Pomezia, Azzullo, poi Mentasti mette giù il pallone, non può concludere Zullo, prova a riproporre in avanti Mentasti, Potric, si immola Piaz che poi finisce giù, non c'è il fallo, Alan ne viene fuori in qualche modo, guadagna una preziosa rimessa dal lato. 4:47. Sta per arrivare nuovamente il momento di Petrucci per la compagine ospite. Ancora qualche istante di attesa prima della battuta da parte di Serginho, che la trova Alan. Avanza Serginho, la botta di Serginho, Leo Freddi riesce a disinnescare la conclusione. Corner per l'FFC, ovviamente può avvantaggiarsi degli spazi di giocoforza concessi alla Fortitudo Pomezia per provare a chiudere la partita in contropiede. La coordinazione di Piaz non è respinto da Azzullo, che poi si lancia in una corsa perdifiato per impedire all'FFC di ricostruire con pazienza l'azione. Riesce pienamente nel suo intento il capitano della Fortitudo Pomezia, Mentasti. Pascal, che ha rilevato proprio Zullo. Pascal, la finta di tiro, il pallone sul sinistro, prova la conclusione sul primo palo, nessun problema per Setsu, che era comunque sulla traiettoria.
4:22. Fuori Barbarossa. C'è nuovamente Bruno Serpa per l'FFC. Pallone alzato. Petrucci lascia Mentasti. Attenzione a Pascal. Respinge Piaz. E c'è ora la carta del portiere di movimento. In maniera, se vogliamo, prevedibile, giocata da mister Esposito. 4 minuti 8 secondi. Mentasti. Pascal. Maina. Ancora Pascal, Maina, provano ad accelerare i giocatori in maglia verde. Petrucci, lunghissimo scambio tra Pascal e Petrucci. Maina chiede di andare dall'altra parte, finalmente ottiene udienza. Mentasti rischia qualcosa, il pallone che sfila però ancora per Petrucci. Pascal, poi Zullo va a prendersi il pallone per la battuta del corner. Mentasti tiene il pallone quasi fermo, a lungo, dentro, Maina finisce giù. Andiamo a vedere qual è la scelta arbitrale. Dovrebbe esserci calcio di punizione appena oltre il limite dell'area, e così ovviamente per la Fortitudo Pomezia. Proteste di Piaz abbastanza accese, va a discutere con Maina. Preziosa chance per la squadra di mister Esposito. Tornerà Leo Freddi ovviamente, con Zullo che però si mantiene, diciamo, nella zona delle operazioni. Barriera a 3 uomini per Setsu. Momento chiave del secondo tempo, 3 minuti 31 secondi alla conclusione della partita. Maina e Mentasti sul punto di battuta. Petrucci sul palo, Serpa dall'altra parte. Si attende soltanto il fischio dell'arbitro che arriva in questo momento. Mentasti tocca per Maina, ancora Mentasti, sì, cercava insomma di far spostare i giocatori dell'FFC per trovare il varco giusto per la conclusione. Missione che non è riuscita, pallone fuori, respira la formazione di casa, sempre avanti per 2-1, 3:28. Piaz, Alan trova molto bene Serginho dall'altra parte. Serginho mantiene in campo il pallone, cerca di mettere in mezzo, intercetta Mentasti che rilancia l'azione della Fortitudo Pomezia. Rischiava di prendere in controtempo Petrucci, ma insiste la squadra di Esposito. Ecco ancora il portiere di movimento con Zullo che è già posizionato là davanti. Mentasti lo serve proprio in questo momento e poi Petrucci sotto porta. Setsu dice di no. Salvare il risultato il portiere dell'FFC. Piaz, 2:53. Serpa, ancora Piaz, alza la testa, chiede il pallone, lo ottiene Alan, prova a liberarsi per la conclusione, preferisce poi guadagnare qualche secondo prezioso appoggiandosi dalle parti di Serginho. Si abbassa e riceve Bruno Serpa, là davanti era sostanzialmente smarcato per qualche istante Serginho. Ancora Serpa, stavolta con la rimessa laterale. C'è Zullo a difesa della porta della Fortitudo Pomezia. Time out Esposito. 2:33 alla conclusione. FFC sempre avanti, spot per noi. IT è una realtà tra le più versatili del panorama nazionale dell'ingegneria delle telecomunicazioni. L'azienda, sorta a Cagliari nel 2002, vanta uno staff tecnico di prim'ordine per la realizzazione diretta della rete di telecomunicazioni e di ogni tipo di progetto integrato multisettoriale. IT offre ogni tipo di soluzione e servizio nel campo del project management, realizzazione e collaudo, assistenza e manutenzione. IT, esperienza trentennale al servizio della nostra vita digitale. Queste le ultime indicazioni da parte di mister Esposito quando le squadre sono prossime al rientro sul parquet. Saranno 2 minuti e 33 secondi di passione per il Futsal Football Cagliari.
impegnato a difendere un altro successo, sarebbe il terzo consecutivo. Si tratterebbe invece del secondo stop consecutivo per la Fortitudo Pomezia. Le gerarchie cambierebbero là davanti. Attenzione perché la porta è sguarnita, ma il tentativo di Alan è assolutamente fuori misura. Si riparte da Zullo, ripetiamo, portiere di movimento in questo finale per mister Esposito. Petrucci deve resistere alla carica di Barbarossa, c'è anche Serginho, attenzione perché Serginho ha recuperato il pallone, lo ha tenuto in campo, poi ci riprova Petrucci e alla fine riesce ad avere ragione il numero 11 ospite. Maina perde il pallone, arriva poi Barbarossa, si prende il fallo con mestiere Barbarossa. Ancora una battuta proprio mentre Leo Freddi tornava, mentre il fallo messo in precedenza, il quinto cumulativo per la Fortitudo Pomezia. 1:45, Mentasti, Pascal, Maina che si gira senza trovare spazi, ancora Maina, Pascal, nuovamente Maina e quindi Mentasti, Zullo, Pascal, FFC molto ben disposto, Zullo che si muove praticamente lungo la linea di fondo campo, Maina dentro, Mentasti e Setsu con un grandissimo intervento, una parata che può valere 3 punti per l'FFC. Bravissimo Setsu, dopo la conclusione di Mentasti, giunta al termine un'azione praticamente da manuale per la Fortitudo Pomezia. Maina, Pascal, Zullo, ci credono ancora gli ospiti, siamo entrati nell'ultimo minuto di partita. Lascia scorrere Maina per Petrucci, c'è Alan a dire di no, non è finita, si resta lì. Maina, Pascal, ancora Maina, il pallone sul sinistro, Serginho tiene la posizione, Petrucci, 45 secondi, Maina, Pascal, dentro, Miglietta non riesce a concludere, ancora Pascal, Maina, 34 secondi al termine, Zullo, va a contrasto Alan, si rimane lì sempre Fortitudo Pomezia, cingere d'assedio l'FFC, 26 secondi, Zullo, la conclusione di Zullo, Alan che si immola, prova ad allontanare, non ci riesce perché ci sarà il corner da sinistra per la Fortitudo Pomezia. Tutto l'entourage della squadra ospite soffre anche sulle tribune. Pascal, Maina, 16 secondi, Petrucci, Pascal cercava dentro, Maina non è finita, 10 secondi, Pascal libera il sinistro, poi Zullo al volo, il pallone che termina tra le mani di Gianmarco Setsu. Serginho 3 secondi, 2 secondi, è finita. Altra vittoria per il Futsal Football Cagliari che vince il big match contro la Fortitudo Pomezia, finisce con il risultato di 2-1. Ha aperto le marcature la squadra ospite con William Viglietta e poi la rimonta dell'FFC con la parità di Serginho, grandissimo gol dalla distanza, e poi la rete del 2-1 firmata Pippo Piaz anche in maniera un po' fortunosa, diciamo, con la collaborazione del tutto involontaria da parte del portiere Luca Leofreddi, che è stato molto bravo in alcuni interventi. FFC che deve ringraziare anche il proprio portiere Gianmarco Setsu, che nel finale è stato autore di una parata prodigiosa per salvare il risultato. FFC che dunque sale a quota 29 punti in classifica, ottiene la 9ª vittoria in campionato con 2 pareggi, una sola sconfitta, che rimane dunque quella
del match d'andata. Fortitudo Pomezia che non riesce a sconfiggere invece il proprio complesso, tra virgolette, da scontro diretto. Questo è il quarto KO maturato contro formazioni di alta classifica. Allora, con queste immagini a me non resta altro che chiudere il collegamento dal Palacconi di Cagliari. Ringrazio voi che ci avete seguito, ringrazio Mattia Azzeni che ha curato le immagini, la parte tecnica relativa a questa partita. I giocatori dell'FFC salutano i propri tifosi anche sfruttando le nostre telecamere, visto che non era possibile quest'oggi, vista l'inagibilità del Palacconi, vedere questa partita dal vivo. Da Roberto Rubio l'augurio di un felice proseguimento di serata sempre con i programmi di Directa Sport. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.